Da oltre mezzo secolo la Fiera Nazionale dell'Alto Adriatico è un'occasione imperdibile per scoprire novità e nuove tendenze della ristorazione e dell'accoglienza alberghiera. Fino al 29 gennaio il Pala Expomar di Caorle è teatro di una nuova edizione, momento ideale per il lancio di Venez. Si tratta di un progetto promosso dalla Regione del Veneto tramite FEAMPA 2021-2027, con l'obiettivo di valorizzare imprenditori, produzioni e territori delle organizzazioni di produttori ittiche venete. Innanzitutto abbiamo saputo fare squadra e questo è un modello tipicamente veneto che ha rafforzato molto il comparto della pesca con tutte le proprie eccellenze sia per quanto riguarda il nostro mare e le nostre lagune in un contesto nazionale e internazionale. Ce lo hanno del resto insegnato i nostri nonni, laddove c'è l'uomo e che utilizza in modo sapiente il proprio lavoro e la propria esperienza c'è lo sviluppo, la produttività e l'equilibrio e la sostenibilità ambientale. Laddove non c'è l'uomo non abbiamo la naturalità, abbiamo il degrado e l'abbandono. Sono 6 le organizzazioni di produttori ittiche venete riconosciute dal MASAF. Queste rappresentano un modello concreto di filiera corta italiana, sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Le società hanno dovuto affrontare momenti delicati, ma gli strumenti e i prodotti presenti nel territorio sono numerosi e di altissima qualità. Il nostro PIC era l'UP più grande d'Europa che vantava 1500 pescatori quasi. E nell'ultimo anno abbiamo perso circa 400 partite IVA, quindi 400 persone che a malincuore hanno dovuto cambiare mestiere, chi si è ritirato in pensione, i più fortunati, ma e i giovani, tanti giovani che stanno andando via. Questa è la Pala dell'Elta, un allevamento di ostriche rosa, unico in Italia per tipologia di allevamento, è un sistema unico appunto che va a riprodurre una marea artificiale dove sappiamo benissimo che non ci sono escursioni come avviene naturalmente nell'Atlantico. Andiamo praticamente a sfruttare energie rinnovabili, fotovoltaico ed eolico e andiamo noi a simulare una marea. Tecnologie ed eccellenze del territorio, un binomio che a Caorle, alla Fiera dell'Alto Adriatico, mostra tutto il suo potenziale, ma non è solo una questione economica. Il settore della pesca è qualcosa di più per il Veneto, un fattore di identità riconosciuta e riconoscibile, non solo a livello regionale. Un pescatore può anche diventare imprenditore, come? Cercando ovviamente di fare una serie di investimenti, cercando di trasformare il proprio prodotto fresco in versione magari surgelata piuttosto che trasformata, piuttosto che con un livello di servizio utile alla ristorazione per essere un ready to cook a tutti gli effetti.